Allora, sono con la famiglia di Antonio Natale. L'ultima volta che facevo una diretta con loro era per fare un appello dentro al Parco Verde affinché Antonio fosse trovato, affinché le forze dell'ordine trovassero il corpo o la persona di Antonio, affinché chi sapeva qualcosa parlasse. Purtroppo le cose non sono andate bene. Noi riteniamo, sapete che l'ho detto più volte, che la pressione che è stata realizzata grazie alla famiglia di Antonio sul Parco Verde ha creato un problema agli spacciatori e ai camorristi per un motivo molto semplice: non volevano che continuasse quella battaglia, non volevano le manifestazioni della famiglia, non volevano la presenza delle forze loro, non volevano la presenza delle persone come me, che quando sono andato l'ultima volta al Parco Verde avevo una scorta che probabilmente neanche il Premier, perché non vogliono la legalità, vogliono continuare a spacciare e avvelenare la nostra gente. Ecco, noi questo non lo accettiamo. Antonio è stato ucciso. Non entriamo nel merito dell'indagine, noi facciamo i nomi dei colpevoli. Permettetevi soltanto di fare un piccolo inciso, uno solo. Le persone che si sono presentate sotto la caserma dei Carabinieri, riprendendosi loro stessi, quindi non entro nel merito, hanno detto non tutta la verità per un motivo molto semplice: non c'erano tra quelle persone che si sono presentate lì sotto i latitanti della loro famiglia. In poche parole, si sono presentate persone che non sono mai state accusate di essere scomparse. Ci sono due persone di quella famiglia che dopo la vicenda di Antonio sono scomparse, o meglio sono latitanti. Ecco, quelle persone non c'erano sotto la caserma dei Carabinieri. Quindi attenzione, perché c'è chi gigioneggia, chi gioca e chi come me ci va giù pesante. State attenti, perché le sciocchezze o le bugie o le cialtronate con noi non reggono. Stanno cercando due persone che sarebbero state tra le ultime a vedere Antonio, che sarebbero note per questioni legate alle forze dell'ordine e alle indagini sullo spaccio all'interno del Parco Verde, che in questo momento sono irreperibili. E altra cosa, qua si lancia una battaglia più forte. Io voglio ringraziare la sua famiglia, la famiglia di Antonio, per un motivo molto semplice: e grazie a loro e grazie alla forza che loro hanno avuto e al sostegno che noi stiamo cercando di darlo, con tutta la nostra presenza, è venuto il padre Maurizio Patriciello, il sindaco di Caivano, con Nighiotti e tutto il nostro mondo, si sta cominciando a vedere una luce sullo smantellamento delle piazze di spaccio. A Parco Verde non deve essere una cosa momentanea, deve essere qualcosa che vada avanti a carro armato, che smantelli definitivamente e che permetta alle persone, per bene del parco, di vivere in modo onesto, di vivere in modo sereno. Quel parco è stato concepito come un ghetto e la camorra si appropria sempre dei ghetti. Non a caso un terzo delle abitazioni sono in mano a camorristi e spacciatori. Addirittura i carabinieri hanno smantellato una rete di videosorveglianza, non delle forze dell'ordine o dello Stato, ma degli spacciatori. Gli spacciatori avevano la loro rete di videosorveglianza. Pensate che ci sono alcuni punti del Parco Verde, me ne sono reso conto io quando sono venuto l'altra volta, dove il cellulare non prende, è schermato. Mica è schermato perché la TIM o la Vodafone non hanno il ripetitore, perché sono degli apparecchi messi dagli spacciatori per evitare che si possa ricevere o fare telefonate o video o altre cose del genere. Io quello che voglio dirvi è, oggi, per sostenere questa famiglia, e sapremo quando ci saranno i funerali di Antonio, che aveva sbagliato, ma che non meritava di morire, meritava di essere salvato, perché la famiglia la voleva salvare, perché la mamma l'ha denunciato, perché i fratelli sono venuti qua, sono tornati da dove vivono, all'estero, in altre zone d'Italia e così via, perché volevano salvarlo, sapevano che aveva sbagliato. Loro hanno avuto la forza di dire: ti devi fermare, ma purtroppo non hanno fatto in tempo. E finché non ci siano altre tragedie, noi dobbiamo ascoltare la loro storia, sostenerli e creare dei movimenti contro lo spaccio. Questo è il messaggio che oggi vogliamo dare. Signora, noi ci siamo visti l'ultima volta e purtroppo ci rivediamo in un momento difficile. Lei però ha avuto la forza di andare fino in fondo. Ma vado fino in fondo. Io non mi fermo finché non avrò giustizia con figlio mio. Sapete buono quando amava Antonio mio. Non mi fermo.
e non tengo paura. Ui maledetti, merda che si riude fuori la caserma, a fare merda, che le cassi tu. Antonio Natale volimo bene, poi a roba, facete sapere Antonio Natale chi sei, volimo a mamma, sono per capo, sto in prima lista, non mi fai, la già distrugge, a una volta, vado a distrutto a me e ti distruggo a me, non mi facete niente, non mi fermate, vado a nuovo giù piezzevo, la vita a me. Tutte le parole che dici verso i miei figli mi scivolano addosso, che so ci Antonio di sé e che le che è diventato. So ci la mamma che era Antonio mio, non voce. Merda, pensate a Renato, che siete malati Renato. La questione I figli miei di facevano non bene a dire- tutti quanti, avevano cose, erano un signore, volevano bene tutti quanti. Allora, la questione è di non dire chi era Antonio, ma chi era la famiglia di Antonio. La gente ci conosce, sappiamo anche la famiglia Perdicato chi è, oppure le famiglie che spacciano nel parco, li conoscono molto bene. Pure a te Melody, Basta, a posto. pure a te ci sappiamo e ci conosciamo, ci sappiamo. Voglio spiegare una cosa, è evidente, signora mi permetta a me di dirlo, tante persone sono andate, e non ditelo voi gentilmente, fatemi dire in modo vago così, sono andate anche a raccontare storie false, illudendo la mamma che il figlio fosse ancora vivo. Le hanno detto non si preoccupi, Antonio è nascosto qua, Antonio è andato là e così via. Guardate, quello che avete fatto, dovete pagare anche voi. No, mi hanno detto anche i nomi, chi l'avevano preso. Le hanno detto cose Poi si vanno anche a inenarrabili. coprire come mio figlio stesse un giocattolo, se l'hanno venduto. Si fanno onore, come loro poi se l'hanno venduto agli altri, come quello ci entrasse nel loro nome. In ogni caso la battaglia è smantellarli tutti. Non mi fermo. Smantellarli tutti. Un ragazzo ha pagato con la vita un grande sbaglio. Non è giusto che chi ha fatto cose inenarrabili, violente, che ogni giorno diffonde la morte. Arriverà il giorno, arriverà. Noi crediamo fino in fondo nella giustizia, nella magistratura, nelle forze dell'ordine, nel lavoro che stanno facendo gli inquirenti, tutti coloro che stanno in prima linea per combattere e per smantellare. Ma adesso il segnale forte dello Stato deve essere uno solo, essere a fianco di una famiglia che ha denunciato anche la carne della savana. Questa mamma che vedete così forte. C'è nella registrazione i carabinieri Caivano, alle 7:30 la mattina è chiamato. Come fare questo figlio mio che voleva salvare, che non ci potevo, sapete figlio mio come ero ribelle. Si è ribellato verso tutti quanti, non tenevo paura di nessuno. Ma Che- non solo lei, anche io, tutti abbiamo provato. Loro hanno denunciato la carne della propria carne, Sì, perché pur di salvarla. Antonio se ha conosciuto, se ha iniziato a frequentare questa gente per un capriccio suo, non è che Antonio sfamava la famiglia. No, I sapete soldi- buoni che sono dei figli che non ne mangiavo. I soldi non arrivavano a noi, non ne abbiamo bisogno fortunatamente. Antonio era un 22enne che gli piaceva fare la bella vita. Gli ha fatto del bene, gli ha ha fatto del conosciuto bene. questa famiglia dove Quanta la gente mi faceva. hanno detto che mio figlio ha fatto del bene agli Ma altri. Antonio non ha mai portato i soldi a casa. per Ah, ecco, fare- perché un'altra cosa che hanno messo in giro infami è che la famiglia in realtà viveva grazie ai soldi dello spaccio, no, vigliacchi, zero. vigliacchi, lavorano tutti, sono pizzaioli, sono persone che si smazzano Non dalla avevo il mattina alla sera. coraggio io, non avevo sapito buono a me. Non potevo lusso, non facevo lusso, teneva la macchina di chiste sotto, teneva una 600 scassata, che amava il figlio, amava il figlio mio, lo proteggevo perché era un figlio mio, era una amica. No, Ma l'amava il figlio, era un figlio mio. Dobbiamo sostenere questa famiglia perché è la famiglia di tutti in questo momento, è una tragedia che non deve ripetersi e per non ripetersi dobbiamo avere la forza di essere coraggiosi fino in fondo come sono stati coraggiosi loro. Non c'è altro da dire, non c'è altro da fare. Nei prossimi giorni io vi terremo informati sulle azioni che farà la famiglia anche dal punto di vista pubblico con la realizzazione eventualmente di questa associazione e così via, e poi saranno i funerali e poi ci sarà una nuova iniziativa in cui chiederemo a tutte le persone per bene di Caivano e non solo di Caivano di mantenere la pressione mediatica e sociale su Parco Verde. Parco Verde non è solo spaccio, ci sono tante persone per bene come loro che hanno subito purtroppo portarsi la faccia dall'altra parte
ha comportato anche questo, prego, dici. No, noi non vivevamo più nel Parco Verde, io sono 18 anni che non vivo più a Caivano, così tutti i miei fratelli, l'unico era Antonio che era venuto dalla Germania per la pandemia, i ristoranti erano chiusi, è tornato, quindi era un anno che avevo conosciuto questa gente, ma Antonio anche lui non aveva idee. Comunque questo è. Dobbiamo sostenetela con amore e con affetto, non con giudizio. In questo momento non è necessario giudicare quello che ha fatto Antonio. Antonio ha pagato con la vita. Ora che la signora fuori la caserma, a mamma Antonio non sto qua, mamma Antonio, questo con il signor Borrello, sto qua. A mamma Antonio non si fermi, Antonio in persona, come era Antonio sa mamma, non mi fermo.